Dosi di cocaina cedute da 120 a 150 euro ad imprenditori, professionisti, commercialisti, dirigenti di Conegliano e dintorni, un traffico di droga d'élite, quello gestito per mesi da una banda albanese sgominata dai carabinieri di Conegliano. Punto d'appoggio della gang era un locale nel cuore del centro storico coneglianese gestito da un connazionale. Era qui che l'organizzazione pianificava lo smercio della polvere bianca e procacciava i clienti facoltosi a cui smerciarla. Clienti spacciatori, rivelano gli investigatori, si accordavano tra loro parlando al telefono di polizze. Sono 7 le persone arrestate e 9 gli indagati. Tra questi solo denunciati 2 tossicodipendenti vittoriesi ed un 31enne di Vittorio Veneto, Pietro Bortoluzzi, che è stato arrestato. Secondo gli investigatori, Bortoluzzi, l'unico italiano finito in cella, aveva il compito di scortare gli spacciatori accompagnandoli in auto dai clienti. L'uomo è stato fermato mentre si trovava a Jesolo. Un capo che è stato arrestato alcuni mesi fa, ma l'attività investigativa è proseguita. Gli arresti di oggi e il sequestro compiuto questa notte ci dimostra come effettivamente non solo c'era un chiaro riscontro all'attività investigativa che è stata intrapresa dal mese di dicembre del 2012, ma come ormai questo gruppo criminale aveva le sue radici, la sua pianta stabile a Conegliano e nei comuni limitrofi. Attività che è andata avanti e che ci ha permesso soprattutto di frenare, bloccare questo traffico di sostanze stupefacenti che ormai stava assumendo delle dimensioni preoccupanti. Il consumo, la filiera, soprattutto gli assuntori di sostanze stupefacenti che erano disposti a spendere 120-150 euro al grammo. Telefonavano e poi nel momento in cui facevano le loro prenotazioni il capo decideva chi mandare per la cessione di sostanze stupefacenti, con un cittadino vittoriese che a seguito dei nostri servizi e riscontri e l'attività che è stata svolta sul territorio risultava fungere da autista. Un punto di incontro che era un bar di Conegliano dove sostanzialmente facevano il punto della situazione proprio questi cittadini albanesi in un bar gestito da un loro connazionale. 120-150 euro al grammo erano disposti a spenderlo solo poche persone, liberi professionisti, imprenditori, dirigenti di azienda che sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e periodicamente 2-3 volte alla settimana compravano 2, 3, 5 grammi di cocaina, disposti a spendere fino a 1.000 euro per volta.